la famiglia Nonino, il premio Nonino, gli amici del più grande poeta italiano, friulano. Qualche mese fa se n'è andato, ma per noi è qui, mi sembra di vederlo ancora. Ciao Pierluigi! Sei con noi! Ciao! Chiedo al nostro amico Beppe Battistone di salire, grande amico di Pierluigi Cappello. Ce lo ricorderà con una bella poesia, come resterà sempre nel nostro cuore. Grazie Beppe, grazie. Grazie con il cuore a te. Grazie. Questa poesia si intitola Assetto di volo. L'ha scelta Antonella, che mi ha detto che era una delle sue poesie preferite. Effettivamente mi ricordo che la lesse anche a me. Io spero di restituirvela con il suo senso, non con la magia di cui era capace Pier. Con lui venivano una determinazione feroce, dalla camera alla palestra, i 100 metri percorsi in 5 minuti, con una tensione di motore imballato, tutta la forza del suo corpo spastico, ribellata alla forza di gravità. Sant'Agostino diceva che la perfezione è la carne che si fa spirito, lo spirito che si fa carne, ma non è vero. Ogni mattina i puntali delle stampelle scivolano metro a metro per guadagnarne 100. Ogni mattina lo spirito è tagliato via da quel corpo, dalle suole striscianti, dalle nocche strette, bianche sulle impugnature. Ogni mattina dal dorso di lottatore si stacca un collo di tendini tesi e redini allentate, un urlo chiuso nella sua profondità, perfetto nella sua separazione. E io vi vedo una bellezza di cimieri abbattuti e dentro la parola andare la parola compimento. E sono sicuro che lui sogna baci pieni di vento mentre la volontà conquista le giornate a morsi, schiaffo dopo schiaffo perché venga la sera, schiaffo dopo schiaffo, chiglia in piena bufera. Ci vuole un'estate piena e un padre calmo, un Dio non assiso in mezzo agli sconfitti, ma così, in tutta la bellezza, lo posso immaginare come un bambino alle prime pedalate. Reggilo, eccolo, tienilo così. Adesso tiene uniti la terra e il cielo dell'estate. Non sbanda più, vince. È in equilibrio, vola via. Grazie. Grazie. Grazie Beppe. Grazie.